sfogliare i vers, sfogliare le verze. In che ho sfogliato i vers per fare una bella cassola. Questi qui i vers bei pronti, perché bei. Essendo oggi domenica, in quelle 14 di febbraio, se non fosse domenica, diciamo la prevalenza dell'attenzione sarebbe su San Valentino. C'è stato lo stesso, ovviamente, ci mancherebbe altro, anzi auguri a tutti gli innamorati e auguri anche ai fratelli cristiani orientali, perché oggi sono anche i santi Cirillo e Metodio, compatroni d'Europa e santi evangelizzatori dell'Europa dell'Est. Ma appunto è domenica, quindi la festività principale è quella del giorno festivo per tutti della settimana, e però anche la domenica grassa, cioè domenica di carnevale, perché è il sem che mercoledì che viene sarà il giorno delle ceneri in tutto il mondo. Ferravia che nella nostra diocesi di Milano, in dove invece la Quaresima la comincerà domenica che viene. Dunque noi chiamiamo tutta la settimana grassa di fa per mercoledì, perché cosa possiamo fare? Non si possono fare le sfilate, si possono fare, diciamo, attività molto limitate. Pazienza, fai quel che si può, amen. Almeno se può, magari fate mangiare adesso ma un po' grasso, perché dopo vieni di demagher. Ora ho fatto un'altra edizione della cassola e intanto che sfogliavi i vers ho detto, guarda, è proprio vera che bisogna fare certi rob direttamente, concretamente, per capire cosa vorrei dire. Tante volte noi usiamo dei modi di dire, dei paragoni, sì, sapendo cosa significano, magari non lo facciamo, ma quando si riesce a sfogliare la versa e allora ti si accorge cosa vuol dire. Ora, sfoglia i vers, il nostro grande Cherubini, Francesco Cherubini, nel suo vocabolario, interpreta questo modo di dire come un modo di scialarla, di scialare, non dico di dissipare, ma insomma fare un po' i grandi così. Infatti questo sarebbe uno dei modi, uno dei significati di questo modo di dire. Però sfoglia i versi noi ne diciamo anche come di un laura che è lungo, forse anche un po' noioso, insomma una cosa che devi fare ripetitiva, oppure che ci devi mettere tanto per arrivare a uno scopo, perché ora che te la sfogli tutta gli avrò un po' di tempo. Insomma, in totale, quel che sia un significato o quell'altro, quel che vorrei dire è questo, che tante volte appunto in del fa un mestiere si accorgono come che sia proprio l'occasione di fare per capire perché dopo le diventa una maniera di dire. Io sfoglio la versa e fa la cassola in grazie a tutti i santi e a quei che fanno i prodotti per fare la cassola, quindi macellari, ortolani, tutti quelli che manda i suoi bei rob da mangiare, e so di dire, vi auguro un buon appetito per quanto la mangerei, e una buona settimana di carnevale, se vi daremo, se sentiremo anche a mo', perché appunto questa settimana la porta a tanti occasioni per di un qualcosa nella nostra bella lingua milanese. Ciao ciao!